Guardie giurate in azione per controllare Spinea, uno dei primi comuni ad aderire al piano di sicurezza voluto dalla prefettura. Prevede la collaborazione tra le forze di polizia e alcuni istituti privati di vigilanza. Guardie giurate e metronotte avranno il compito di segnalare persone o episodi sospetti. La cura delle acque sante era in realtà una truffa. Una biologa e 3 suoi seguaci sono accusati di aver imbrogliato dei malati proponendo un cocktail di acque di Lourdes, Fatima e Medjugorje. I flaconi miracolosi venivano preparati in un'azienda tra Tessera e Marcon e distribuiti in tutta Italia. Psicosi TBC a Treviso. Dopo i 4 contagi avvenuti al Besta, i genitori degli istituti vicini chiedono l'esame della tubercolina anche per i loro figli, ma l'ULSS 9 ha risposto che non serve e procede invece regolarmente con il protocollo di profilassi su alunni, insegnanti e ausiliari della scuola colpita. Partorisce in macchina in mezzo al traffico. È successo a Castelfranco, a un tiro di schioppo dall'ospedale. La neonata non voleva aspettare ed erano le 8 del mattino, l'ora di punta. Il papà ha continuato a guidare, mentre la mamma seguiva al cellulare i suggerimenti dell'ostetrica. E così è nata la piccola Sveva. Selvazzano chiede 400.000 euro di ICI alla Curia di Padova. La clamorosa richiesta riguarda l'ex seminario minore di Tencarola e solo per il 2008. L'esenzione, sostiene il comune, spetta a immobili utilizzati non a scopo commerciale. Parte del seminario sarebbe invece stata affittata. La Curia ha presentato ricorso. Un anniversario che pochi padovani ricordano. 70 anni fa, esattamente l'11 marzo del 44, le bombe statunitensi si abbatterono sulla chiesa degli Eremitani, distruggendo l'affresco di Mantegna nella cappella Ovetari. Il restauro iniziò subito, ma alcuni frammenti del dipinto non furono mai più trovati.